sta arrivando l'antica fiera di San Gregorio. Come si sta preparando la sua comunità per questo appuntamento che è uno dei più amati dai suoi cittadini? Come sempre è un gran fermento, c'è molta partecipazione non solo da parte degli organizzatori e di chi avrà esposizioni, di chi si occuperà delle conferenze, degli incontri, delle ospitalità, ma di tutti i valdobbiadenesi. È davvero una grande festa di tutta la cittadinanza, perché c'è voglia di mostrare quanto belli, quanto bravi, quanto appassionati siamo, quanto vogliamo bene alla nostra terra, esaltandola, mostrandola al mondo, ma anche ospitando il mondo, ospitando altre realtà che come la nostra vogliono eccellere, vogliono mostrare le proprie peculiarità. Anche quest'anno ospiteremo gli amici della costiera amalfitana, dei comuni in particolare di Furore, Conca dei Marini e Minori, che verranno a mostrare i loro prodotti, le loro eccellenze, il loro paesaggio riconosciuto patrimonio dell'umanità. Avremo anche quest'anno gli amici di Longarone Fiere che presenteranno la MIG, la Fiera del Gelato, e verranno qui a produrre gelato col Valdobbiadene di OCG. I giorni sono i consueti, sabato, domenica e lunedì, quindi 9, 10 e 11 marzo. Quest'anno anticipiamo a venerdì sera con Venerdì OCG, il Valdobbiadene di OCG abbinato alle piccole produzioni locali nei locali del centro di Valdobbiadene, e festeggeremo tutti assieme la festa della donna con il Valdobbiadene di OCG. Quest'anno ricorre il decennale, quindi per noi un traguardo importantissimo. Per l'occasione avremo un parterre di espositori internazionale. Abbiamo espositori che arriveranno dalla Russia, Stati Uniti, Francia, Bulgaria, Repubblica Ceca, quindi sarà la gioia dei collezionisti. Per quanto riguarda il Parco della Villa, abbiamo realizzato un'installazione che è un'icona, una grande scritta riportante il nome Valdobbiadene, che speriamo piaccia a tutti e che dia il benvenuto a tutti i visitatori del Parco della Villa. Quest'anno abbiamo pensato di portare i nostri lama e alpaca, che comunque sono già da 2 anni presenti in azienda come turismo rurale, a fare un passo in più. L'iniziativa si chiama Slow Lama, appunto in onore all'anno del turismo lento, il turismo slow, e abbiamo pensato di portarli in piazza per un'iniziativa benefica. Visto che questi animali si prestano benissimo a socializzare con gli umani, e nelle varie manifestazioni che abbiamo fatto abbiamo visto che le persone si sono incuriosite e vogliono comunque fare dei selfie, fare delle foto. Abbiamo pensato di mettere a frutto questa voglia per fare qualcosa di sociale. Abbiamo individuato l'associazione Donna Lucia, che si occupa di bambini in Bolivia, e con un selfie, una foto fatta con il lama, si può versare un'offerta che poi va a beneficio di questa associazione. E qui c'è anche un richiamo con la terra di origine di questi animali.